Allora, Francesco Antonic, le ho gettato una Si è pallone. parlato di evasione, si è parlato di corruzione e c'è anche l'illusione, ma c'è anche un'illusione dell'obiettivo che dovrebbero avere le norme. E mi ha tirato veramente la palla, Eh, mi ha dato un assist il sì. Presidente Dazio, perché parlando di turismo noi abbiamo la tassa sul turismo e la tassa sul turismo dovrebbe essere destinata effettivamente ad implementare, cioè a dare degli strumenti operativi a politiche del turismo, ad azioni per il turismo, non per altre cose. Molto spesso viene eluso questo obiettivo, che tra l'altro dovrebbe essere debitamente concertato con le categorie che ovviamente hanno il compito di trasformare in valore aggiunto il patrimonio che abbiamo. Ma molto spesso le amministrazioni comunali, complici i bilanci e le varie destinazioni, le varie necessità, non destinano la tassa di soggiorno a quello per il quale dovrebbero destinarla, ma soprattutto non ne concertano con le categorie gli obiettivi prioritari. Allora, è passato, quanto tempo da quando è stata approvata la tassa di soggiorno? Quanto tempo è passato? Da quando è entrata Dal in vigore? 2011, Dal 2011 mi 2011, pare, quindi sono no? 2011, sì. perché il tempo vola letteralmente, cioè credevo Sì. fosse un anno, invece sono già un bel po' di tempo. E voi avete detto, voi categorie coinvolte, avete detto staremo a vedere, io mi ricordo che ne avevo parlato, adesso mi Sì. ricordo, staremo a vedere che cosa succederà. Tiriamo una riga, adesso siamo stati a vedere, perché le amministrazioni dicevano ma ci calibreremo comunque senza dubbio, verremo incontro alle esigenze appalesate a livello generale dalle categorie e verrà destinato, ma anche nelle tornate elettorali, non so se vi ricordavate nei vari comuni quando si Certo. andava ad elezioni, verrà destinato per il settore. Questo non risulta a voi? No, Cioè, molto lo chiedo anche spesso, a voi. No. poi dipende ovviamente dai vari comuni e poi magari il Presidente Razza potrà parlare per il comune Diciamo che lo che conosce di con più. questo patto di stabilità risulta estremamente difficile che le amministrazioni territoriali possano in qualche maniera destinare questi E soldi quindi li per il usano turismo. Li usano per per i i più propri svariati problemi. necessità. Ripeto, d'altronde il turismo coinvolge talmente tante attività della vita che mettere a posto una fontana, una strada o Ci può stare pulire anche, ci può ci può stare. stare, nel senso che il guaio è che queste cose dovrebbero giustamente essere coordinate con chi poi raccoglie questi soldi, diventa quasi sostituto di imposta e li versa, quantomeno coordinarli. E noi potremmo fare questa cosa come Confcommercio, siamo in grado di farlo, abbiamo la professionalità, la capacità, l'esperienza e anche l'inventiva per aiutare le amministrazioni su questa strada. L'amministrazione è un po' sorda, nonostante che rappresentiamo praticamente l'85-86% del terziario, non siamo molto riconosciuti. Forse bisognerebbe che anche il rimanente 15% o 20% si associasse alla Confcommercio Per perché far in questa massa. maniera fare massa critica, tutto qua. Gli amministratori si ricordano di noi sempre solo quando ci sono le elezioni, allora diventiamo improvvisamente importanti. Quindi l'appello che adesso voglio rivolgere agli ascoltatori, se c'è qualche operatore del terziario, eccetera, è che C'è. noi lavoriamo anche per gli interessi di chi ti sta ascoltando, lavoriamo anche per gli interessi di chi non è operatore, perché poi la ricchezza nostra più importante sono i nostri clienti, i nostri avventori, quindi l'interesse nostro è che accontentarli e fidelizzarli. Però se c'è qualche commerciante che ha qualche dubbio, che ha qualche problema, che non si sente sufficientemente rappresentato, che magari è già socio della Confcommercio ma non è felice di come lo rappresentiamo, si faccia vivo, ce lo dica, ci stimoli, ci sostituisca, perché poi il sindacato è una forma molto democratica e può anche partecipare attivamente alla vita. Questo è quanto. Posso dire, Sì, sì. aggiungere una Sì, cosa sì, no, deve dirlo, tocca a lei. sulla Sì. tassa di soggiorno. È sbagliata alla radice la tassa di soggiorno come concetto.
perché non è ancora, nonostante le sollecitazioni che Confcommercio ha fatto in questi anni, non è ancora diventata una tassa di scopo. Cosa vuol dire tassa di scopo? Vuol dire che questa tassa viene fatta pagare e i soldi che si ricavano vengono finalizzati allo sviluppo del turismo. Questa possibilità formale non c'è. Sì, beh, era quello che si credeva che ma la tassa di fosse scopo per, è per una... eventi, manifestazioni, Perfetto, allora, tutto quello che era, diciamo... No, non si può fare perché non si chiama tassa di scopo, cioè ci vuole una norma nazionale che la qualifichi come tale. Dopo questa qualifica, allora questa tassa potrà andare a beneficio del turismo. È esattamente quello che succede con una parte dell'IVA che il consumatore paga alla fine al commerciante quando acquista i prodotti e i servizi. Una parte di questa IVA finisce a Bruxelles e si trasforma in parte in risorse che vengono da Bruxelles ridistribuite ai paesi dell'Unione Europea, anche all'Italia e attraverso l'Italia anche alle regioni come il Veneto. Bene, questi soldi poi vengono rimessi nel circolo del mercato per far innovare il sistema dell'agricoltura, dell'industria, del terziario. Ecco, anche qui il terziario di mercato, che pure è il motore dello sviluppo, e dopo magari qualche dato lo darò, è considerato figlio di Dio minore, perché gran parte di questa IVA, anziché essere alla fine dirottata per lo sviluppo del terziario, va a beneficio di chi produce in Italia, che sono rispettabilissimi imprenditori agricoli, artigianali e industriali. Quindi voi ne siete completamente tagliati fuori. Completamente no, ma siamo marginali. A me pare che stiamo verificando con la Regione in questi giorni che in Regione tiri quest'aria, che è una brutta aria e pesante, perché vorrebbe dire mettere dei soldi dove poi si va a delocalizzare, non dove si va a creare ricchezza da distribuire all'interno del territorio. E questa è una criticità non ancora formalizzata, ma abbiamo sentito tirare quest'aria e stiamo aspettando di incontrare i rappresentanti della Giunta per capire qualcosa di più, perché questo veramente sarebbe un ennesimo scippo fatto ai cittadini del Veneto prima che agli imprenditori del terziario di mercato. Perché? Allora dico anche questa cifra. Assolutamente. Ecco, noi abbiamo avuto in mano dei dati preziosi del Ministero delle Finanze, finalmente un censimento, e sappiamo esattamente quali sono i volumi d'affari dell'insieme delle imprese del primario, del secondario e del terziario nella Regione Veneto, comune per comune. Ad esempio, l'intera economia ha dichiarato volumi di affari nel 2012 per 292 miliardi di euro. L'intera economia. Il terziario di mercato ha contribuito per ben 147 miliardi a produrre questo volume d'affari, cioè poco più della metà. Beh, non è male. Non è male, no? E soprattutto, È siccome in questo terziario di mercato... Che cosa comprende questo terziario di mercato? Comprende il commercio in tutte le sue forme, il turismo in tutte le sue forme e le imprese, diciamo, di servizio dai professionisti. Aspetti. Sì. Quindi il terziario di mercato da solo produce la metà della, diciamo, ricchezza del prodotto vero come censimento, non come indagine campionaria, perché noi viviamo di dati, di sondaggi che sono approssimativi. Ora, il lavoro all'interno del terziario di mercato, perché è fatto più da persone che da macchine, costa più all'imprenditore di quanto costi per l'industria. Allora vuol dire che non solo si produce volume d'affari superiore al più del 50% dell'intero sistema economico, ma una buona parte di questo va ai lavoratori e alla famiglia e quindi distribuiamo ricchezze più degli altri settori. E per questo motivo è giusto che quella parte dell'IVA che va a Bruxelles, che passa per Roma e arriva a Venezia, ritorni per far muovere e innovare il settore del terziario, che diventi più efficiente e faccia migliori servizi ai residenti. Questo. Ma allora d'altra parte che gli addetti ai lavori dicono allora le cose non vi vanno così male e come sempre se le cose non vanno così male tanto vale che voi paghiate, perché in Italia funziona così, no? Non è che si cerca di incentivare ma si cerca di privare, no, realisticamente sappiamo. Ma se la politica in generale, anziché pensare a redistribuire la torta come ha fatto per 50 anni, cercasse di scegliere e di mettere i soldi dove producono ricchezza, sarebbe meglio. Pensi che 100 euro spesi da un turista nel sistema turistico creano un volume d'affari ritornato di 1,91,
cioè vuol dire quasi il doppio o la parte corrispondente della spesa va a beneficio dell'agricoltore che produce diciamo, il vino, il produttore di vino, l'industriale che produce le sedie. Ecco, tutto questo è un circuito virtuoso su cui la politica deve fare un esame di coscienza profondo, come dice il Presidente Dazzo, e deve capire che oggi è il momento delle scelte e non bisogna sbagliare. Infatti nel Veneto hanno scelto il terziario favorendo i grossi centri commerciali. Favorendo i grossi centri commerciali che, guarda caso, 9 su 10 hanno la testa, cioè il management, la proprietà non è italiana. No, è estera. È straniera. E quindi i ricavi si distribuiscono utili attraverso l'assunzione di personale. Lasciamo perdere poi come part-time, non part-time, a chiamata, non importa, ci sta, è previsto dal contratto, però gli utili stranamente non rimangono in Italia, vanno fuori e magari vendono prodotti che non sono prodotti in Italia, che non sono della manifatturia italiana, sono del mondo, perché ormai bisogna ragionare così nel mondo. Ecco, tutto questo chiaramente favorendoli, perché allora va bene che un centro commerciale rimanga aperto 365 giorni all'anno, va bene che rimanga aperto 24 ore al giorno, allora bisogna costruire le strade per poter arrivare al centro commerciale e i nostri centri storici muoiono perché le aziende chiudono. Però abbiamo creato posti di lavoro. No, non avete creato posti di lavoro, avete preso un proprietario di un negozio che guadagnava 10 e lo avete messo a fare dipendente in un centro commerciale dove guadagnerà 7, che comunque è una cifra importante, però i 3 di differenziali vanno in Austria piuttosto che in Germania, piuttosto che in Svizzera, e non rimangono in Italia. Ora, se questa è una visione politica, cioè, chiedo agli spettatori, chiedo ai commercianti, chiedo a voi se questo è corretto. Assolutamente no. Quelli che sono dati anche preoccupanti, che io ho trovato sull'Italia Decide, praticamente, che sono stati al secondo rapporto 2014 di Italia Decide, e ci fanno capire che qualcosa non va, tra le altre cose, oltre a questi dati che tirate fuori voi, è che l'Italia è quinta al mondo tra le mete turistiche, quindi risalendo al fatto che dice... Ed è effettivamente gravissimo questo fatto, perché siamo stati scavalcati dalla Spagna, la Francia, con una zona molto ristretta, però la Francia ci supera, gli Stati Uniti e la Cina. I mali che affliggono uno dei settori che dovrebbe essere trainanti della nostra economia sono la burocrazia, ed effettivamente questo è un aspetto che bisogna affrontare, le troppe leggi e i troppi poteri decisionali. E questo non va a giovare neanche alle nuove imprese, quindi il settore dei giovani, perché ci sono molti giovani che sarebbero propensi a investire anche nel settore turistico, comunque del commercio, però sono bloccati da questi aspetti. E sono i giovani a lanciare anche un appello da questa indagine che emerge alle categorie di appartenenza dicendo: cercate di fare forza sul sistema. Voi però siete i primi che giustamente lamentate che politica e burocrazia, che in qualche modo stanno insieme, sono il nodo cruciale. Quindi chiedo, non so, Anthony ce lo può aiutare con i dati, Presidente, con l'esperienza e la vita. Il commercio da sempre, credo, si stia battendo perché si passi da quella che è la burocrazia all'amministrazione, che sono due cose diverse. Però Sembrano due parole banali, semplici. L'amministrazione significa gestire bene il territorio, l'amministrazione significa gestire bene la giustizia, l'amministrazione significa facilitare la partecipazione dei cittadini alla crescita del proprio territorio e del proprio paese e consentire a chi ha voglia di fare impresa di poterlo fare in modo certo, in modo rapido e in modo legale, perché abbiamo visto che la burocrazia, tra i tanti mali, ha anche ha l'effetto collaterale, chiamiamolo così, di produrre illiceità, per non usare altri termini. E a questo, se non c'è burocrazia ma c'è buona amministrazione, quindi anche una buona amministrazione dal punto di vista amministrativo, c'è anche una buona scelta politica, inevitabilmente. E qui, quando si parlava di grandi centri commerciali, a me veniva in mente anche un'altra cosa, che non solo
abbiamo visto il proliferare di questi grandi centri commerciali che poi non è vero che creano occupazione stabile, perché abbiamo visto i turnover che ci sono e addirittura ci sono già dei centri commerciali che hanno aperto da poco e che già stanno rivedendo il loro organico, tanto per essere chiari. Ma assistiamo, e qui torno alla politica e alla buona politica, assistiamo a scelte politiche che hanno accelerato processi di realizzazione di questi grandi centri commerciali, mentre i centri venivano impoveriti e dovevano crearsi si dovevano compiere delle scelte anche coraggiose all'interno di alcuni centri storici, nei centri cittadini. Abbiamo dei centri cittadini che hanno meno residenti della periferia e in qualche caso abbiamo anche le nutrie che camminano, senza fare nessun riferimento a nessuna città da cui provengo. Però sta accadendo questo, non solo in molti centri storici. Posso tornare sul turismo un attimo? Sì, no, perché siamo ancora... Ha toccato un tasto per cui ho una sensibilità molto forte. Quinto paese al mondo. Sì. Allora, intanto in questi anni il turismo è forse l'unica industria al mondo che, nonostante la crisi globale, è cresciuto e cresce con una costanza disarmante nel mondo. Abbiamo dei bacini adesso che si sono destati interessantissimi. Cresce anche la concorrenza. Sì. E ci sono due componenti del turismo oggi vincenti. C'è chi ha bisogno di andare in una sorta di resort, di un recinto, nel quale trova tutto. E si rilassa. E questo è il turismo di massa che credo non ci appartenga. Noi non siamo un'Italia, un recinto, no? Siamo l'Italia degli 8.000 comuni. E c'è invece un altro turismo, magari quello cosiddetto affluent dei più ricchi, che hanno già visitato sicuramente Roma, gli stranieri, sicuramente Firenze, probabilmente, credo sicuramente anche Venezia, perché Venezia è la meta che ogni abitante del globo vorrebbe visitare almeno una volta nella vita. Ecco, c'è questo mondo che va a cercare delle esperienze alternative a quelle eccessivamente reclamizzate, però ha bisogno di trovare nella destinazione a cui alludeva proprio il Presidente prima, un sistema integrato di servizi che gli faccia passare con piacere quell'esperienza, che non vuol dire solo andare a dormire o solo mangiare bene, vuol dire visitare una mostra, partecipare a un happening, fare del divertimento, fare dell'attività sportiva. Che gli organizzi l'esperienza, forse anche. La Spagna in questi anni ha fatto passi da gigante, anche perché politica e imprese sono andati di pari passo insieme, hanno condiviso una politica di qualità delle strutture, non solo ricettive, hanno condiviso una politica di integrazione di attori del turismo e l'hanno irrorata con risorse economiche dell'Unione Europea, che sono state finalizzate proprio allo sviluppo del turismo. Da noi questo non c'è, da noi si sviluppa l'industria. E allora torniamo alla considerazione di prima, le cose non nascono per caso, non siamo improvvisamente diventati tutti fessi che abbiamo perso partecipazione. No. Perché non c'è nell'Italia c'è ancora un principio culturale che risale a Marx, ad Adamo Smith, il primato del prodotto. Chi produce è bravo, chi crea servizi è un parassita che vive in funzione di chi produce. E chi produce sono il primario, il secondario, terziario. Ormai noi non siamo più produttori di prodotti. Lo so, ma la politica è rimasta un po' indietro. Crede che è rimasta un po' indietro. Credo adesso c'è qualche barlume, anche nel Veneto, devo dire, non posso buttare assolutamente nulla addosso a nessuno, ma insomma c'è una cultura strisciante che ritiene che produrre, creare qualcosa che produce un prodotto sia più nobile che creare un servizio per l'utilizzo di questo prodotto. Ma io vorrei capire chi produce il prodotto, se non ha il distributore, dove lo mette, a chi lo dà. Non esistono più settori separati, è tutta una filiera. L'agricoltore farà l'agriturismo, farà le sue farmer, ma se non trova il sistema della ristorazione che porta sul tavolo l'olio, il vino, i suoi prodotti, può chiudere baracche e burattine e starsene a casa.
E allora l'economia è un sistema integrato. I paesi che sono cresciuti l'hanno capito prima di noi. Dico prima non perché noi non lo stiamo capendo, perché non l'abbiamo ancora capito fino in fondo. No, E speriamo infatti adesso di capirlo. allora voglio capire, vogliamo cercare di far capire perché siamo rimasti indietro, perché c'è che problema è, alla luce delle esperienze che sono state È un po' anche colpa, Presidente, scusami, Certo. delle associazioni di rappresentanza. Pensi Non c'è che nulla di dubbio. le associazioni, la Confcommercio, ma anche le altre, fanno molti servizi alle imprese Ma? di tutela dalla burocrazia. È assurdo. Ecco, Il no, mercato va questo- avanti e noi facciamo i servizi per tutelarli, non proteggerli, per aiutarli ad affrontare la burocrazia. Mi sembra E al sempre- mercato, al consumatore non ci pensa alla fine nessuno se non il singolo, con le singolo. sue forze Certo. e con le sue risorse che alle volte possono essere modeste perché una piccola impresa può non avere le risorse necessarie per No, ma capire infatti- come va il Ma mercato. come uno avanti. fosse nato esperto anche di marketing e quant'altro. Pubblicità rapidissima, poi torniamo insieme perché questo è un altro spunto interessante.